La questione invece diciamo, della sanificazione degli ambienti, guardate, lì però bisogna sfatare un po' di cose, perché se si tratta di comprare un po' di, diciamo, adesso non voglio fare pubblicità, ma di Sì, sì, quelle ho macchine, capito. Sì, hai sì, per capito? sanificare. Ecco, Mm. quelle lì che diciamo sanificano, purificano l'aria, credo che almeno noi abbiamo sentito anche dei tecnici, quelle potevano comprarle le scuole e in alcuni casi le hanno anche acquistate, ma fanno poco o niente. In verità, quello che avrebbe risolto i problemi è creare questi sistemi di ricambio meccanico dell'aria, Ah, ma questi richiedono, intanto sono costosi, richiedono degli interventi anche di edilizia sulle classi, cioè sulle aule. Bisogna intervenire proprio sulle aule con interventi di edilizia leggera, ma bisogna intervenire. Allora teniamo presente qual è il numero di aule che sono presenti in Italia. L'Italia già solo cioè ha sarebbe un 40. investimento mostruoso, perché infatti era proprio l'ultima domanda che le volevo fare, se secondo lei, dal suo punto di vista, questa aerazione meccanica di cui tanto si parla, sarebbe stato un passo in avanti notevole. Io Quindi penso di sì. Guardi, ma- ci sono anche degli studi che dimostrano che la misura più efficace per, diciamo così, combattere la diffusione del virus in classe è proprio il ricambio chiaro, dell'aria. esatto. Però il ricambio aprendo le finestre, diciamo, a parte che ha delle controindicazioni Sì, col questo, freddo, ne eccetera, abbiamo ma spesso parlato non viene parecchio. rispettato, non viene rispettato con le modalità che sarebbero corrette.